Igor, hai fatto tante edizioni di Barcolana, questa forse è quella con meno vento in assoluto? Sì, c'è stata un'altra ancora che avevamo diverse situazioni difficili, ma questa qua sicuramente rispetto alle altre due è stata molto diversa. Partenza come sempre, tanto traffico e poi controllare al massimo, essere in fase con il vento. Certamente, su una partenza così lunga come la Barcolana è un po' difficile coprire tutti quelli che in queste condizioni possono essere molto pericolosi. Comunque noi abbiamo fatto la nostra strategia tattica, l'abbiamo fatta molto bene e in più anche quando cambiava l'intensità del vento abbiamo fatto le giuste scelte delle vele, quindi devo dire l'equipaggio perfetto a 40 nodi ma anche a 4 nodi. Vi siete abituati al pubblico che vi accoglie ogni volta applausi e grande calore o ogni volta un'emozione? Ma io ho visto oggi Johann Schumann che è stato uno dei più caldi a bordo, era emozionato, l'anno scorso è stato molto sorpreso per questo ma adesso si è già abituato, quindi sicuramente no, fantastica, una regata così non c'è da nessuna parte. Mettetevi la serata.